24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Sarà il più grande centro di ricerca europeo per la lotta contro le patologie pediatriche di ogni tipo. È l'istituto di ricerca pediatrica della Fondazione Città della Speranza che, ricordando nella forma un angelo dalle ali socchiuse, si innalza nella zona industriale di Padova. A salutare la fine dei lavori dell'opera e il prossimo avvio delle attività di indagine sulle malattie dei bambini, ha voluto essere presente lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, con il sindaco Flavio Zanonato. La struttura è pronta ad ospitare fino a 445 ricercatori, dei quali già 75 stanno lavorando per la Città della Speranza, fondazione che da 17 anni opera senza fini di lucro per combattere le malattie dell'infanzia. Questa realizzazione è la dimostrazione di cosa significano nel Veneto il volontariato e la sua azione, ha sottolineato il presidente Luca Zaia. Sono state impegnate a favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e delle Prefetture le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese sostenute per i servizi di soccorso tecnico urgente svolte dai tecnici e dai funzionari a seguito della grande alluvione che ha colpito il Veneto ai primi di novembre dello scorso anno. L'assegnazione si è resa possibile in quanto, con il visto della Corte dei Conti, è diventata operativa l'ordinanza numero 35 del 2011 del commissario per l'alluvione per la Stancari, che prevede un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro per questi servizi. Una colossale frode nella compravendita di telefoni cellulari in Italia è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. A 2 imprenditori sono state contestate false fatture per mezzo miliardo di euro, mentre l'IVA non versata all'erario ammonta a 47 milioni di euro. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno individuato una ditta vicentina che, attraverso 49 società cartiere o filtro, commercializzava telefoni cellulari a prezzi scontatissimi, grazie al mancato versamento dell'IVA operato a monte della catena commerciale delle società fittizie, che così erano in grado di scontare gli apparecchi anche del 20%. I 2 soci della SRL Vicentina sono stati denunciati per utilizzo di emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Crolla a Caorle, in provincia di Venezia, l'acquisto di pesce, con vongole e sogliole che rischiano di sparire dal cenone di Natale, e non perché da altre parti si trovi pesce migliore di Caorle, ma perché il pesce di mare costa troppo ed è diventato un prodotto di lusso anche per le grandi feste. La crisi è spietata e non lascia scampo, lo dicono i numeri, diminuiti fortemente gli ordinativi di molluschi bivalvi, vongole e fasolari. Durante il periodo delle festività natalizie solitamente si riscontrava un'impennata dei consumi del prodotto ittico in genere, tali da garantire un recupero economico alle famiglie dei pescatori. Si rileva che la grande crisi affligge tutto il settore ittico, compresa la pesca a strascico già fortemente penalizzata dalle nuove normative comunitarie e dal costo del carburante. Pizzicata a rubare in un centro commerciale di Padova, una veneziana, per guadagnare la fuga, non ha esitato ad estrarre un coltello a serramanico per sfuggire agli addetti alla sicurezza. La donna, una 37enne, ha anche minacciato con l'arma gli stessi carabinieri chiamati dagli addetti del centro commerciale, ma è stata disarmata ed arrestata. La donna aveva compiuto un autentico raid nel capoluogo euganeo, sottraendo in più negozi del centro commerciale diversi articoli, tra cui una borsa e alcuni capi di biancheria intima maschile, asportando le targhette antitaccheggio per mezzo di una cesoia che aveva portato con sé. Giovani e comandano il mondo. Hanno tutti meno di 45 anni, sono ai vertici di grandi aziende, multinazionali, banche, assicurazioni e sono quasi 20.000. Tutti particolari su industria e finanza.
su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.